Si va con la seconda prova della questa finale di Gentlemen for Life. Sono 10 questa volta i concorrenti, sempre i primi 5 passano in finale. Lo schieramento: Zimmerman, Zea, America di Risaia, Ultra Lady Grad, Zigzago P, Vasterbo Sky High. Seconda linea: Uragano Spritz, Victor Leo, Amos Rab, Zarbon del Sile. Pronostico che vede Zigzago P, Zarbon del Sile molto vicini nella valutazione. Corsa comunque apertissima, macchina che accelera. Partiti la velocità di America di Risaia, attaccata da Zigzago P lungo la corda, veloce anche Zimmerman. Zea si accoda subito in terza posizione, mentre al largo intanto c'è stato un errore, quello di Zea. Numero 2, Zea squalificato. E così dopo i primi 200 in 14,6 si mantiene in vantaggio America di Risaia, ma attacca con decisione Zigzago P. 400 che se ne vanno svelti in 29,6. I due ancora alle prese, con a contatto Zimmerman, poi al largo c'è anche Victor Leo che ha preso posizione. Terza posizione lungo la corda per Ultra Lady Grad, se ne vanno i 600 in 45,7. Andatura abbastanza sostenuta per la categoria. Zigzago P rimasto scoperto all'esterno, si è adeguato ora a largo di Risaia, America di Risaia che continua a condurre, mentre c'è una terza ruota ora di Amos Rab che cerca di sopravanzare Vasterbo Sky High, ma fatica. E al largo in seconda pariglia rimane Victor Leo. Alla corda Zimmerman in seconda posizione sul calo di Zigzago P, alla destra libera ora. Il chilometro se n'è andato in 1,17,4, ma America di Risaia sembra avere ancora energie. Intanto Victor Leo anticipa Amos Rab, i due a loro volta anticipati da Zimmerman, che però rimane sempre in schiena ad America di Risaia, che continua a condurre. In terza posizione Ultra Lady Grad, gli altri un po' più staccati, con Zarbon del Sile che non progredisce. Completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo. In vantaggio si presenta ancora America di Risaia, c'è il tentativo a centropista da parte di Zimmerman all'interno. Lo scatto invece vincente è quello di Ultra Lady Grad, che passa e vince, mentre per il quarto dovrebbe essere forse Amos Rab, ma è tutto da rivedere. La vittoria dovrebbe essere per il numero 4 Ultra Lady Grad e Massimo De Luca, che da terzo in corda rimane poi secondo sulla mossa di Zimmerman e in retta d'arrivo scatta in open stretch per piazzare la stoccata vincente. Il secondo posto è per America di Risaia. Vediamo il finale: al terzo Zimmerman, quarto posto per Amos Rab e quinto per Victor Leo. I 5 gentlemen quindi della finale, settima corsa, sono appunto questi che guidavano i numeri 4, 3, 1, 9, 8. Questo dovrebbe essere l'arrivo naturalmente ancora ufficioso, ma non crediamo ci siano problemi. Andiamo a rivedere nuovamente il bel primo piano di Massimo De Luca con Ultra Lady Grad, che ha buona quota, 7 a quota fissa, viene a vincere piegando America di Risaia, Zimmerman e il resto dei concorrenti.